Buongiorno, benvenuti al Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Tante le notizie, come sempre, dalla nostra regione, la cronaca prima di tutto, ma anche l'attualità del caldo, l'attualità di questa morsa di un'estate davvero torrida che è stata un po' allentata in quasi tutta la regione dal passaggio di una perturbazione che era stata annunciata più volte nei giorni scorsi. In alcune zone ha fatto 2 gocce di pioggia, in altre zone invece si parla ancora di 0 precipitazioni. Tutto questo non può influire in alcun modo sulla siccità che sta colpendo il Veneto, anzi arrivano notizie di cui parleremo in modo più diffuso nel corso della nostra informazione. Come avevamo annunciato qualche giorno fa, alcune malghe chiuderanno, soprattutto nell'altopiano di 7 comuni, chiuderanno prima del tempo, la monticazione finirà, verranno portate a valle le vacche, soprattutto quelle da latte, resterà in altura magari qualche manzetta o qualche altro animale d'allevamento, ma pare che si vada verso una chiusura anticipata della stagione dell'alpeggio e questa è davvero una pessima notizia per tutta la filiera. Parliamo naturalmente di economia, parliamo di turismo, parliamo di un Veneto che nonostante tutto va avanti, ma i problemi sono davvero importanti. Ci sarà spazio per la politica, sentire che cosa pensa la gente di queste elezioni fra poco meno anzi di 2 mesi. Tantissime notizie, dicevamo. Allora cominciamo con la cronaca, andiamo a Venezia. Ieri sera, anzi andiamo prima a Jesolo, ma poi ci andiamo davvero con un collegamento con la nostra redazione veneziana, perché ieri sera c'è stata una sparatoria in centro a Jesolo. Pare che una persona sia addirittura rimasta ferita, tanta paura fra le persone che affollavano le vie della movida della città, della cittadina che dà sull'Adriatico. Fuggi generale, dovrebbero essere scappati anche i protagonisti di questo incredibile episodio, ma ne parliamo fra poco perché ce ne stiamo occupando con le nostre redazioni. Invece ci siamo già occupati dell'allarme bomba che ha paralizzato ieri sera per un periodo anche piuttosto lungo, vista l'importanza dello scalo, il Marco Polo, l'aeroporto Marco Polo. Allarme bomba forse nato per un equivoco. Vediamo il servizio intanto. Una frase detta a voce un po' troppo alta ieri verso le 18 ha fatto scattare il protocollo di sicurezza all'aeroporto Marco Polo, con partenze bloccate e passeggeri a terra per alcune ore. Su un aereo Ryanair diretto a Vienna, in attesa di decollare, un passeggero austriaco di una certa età e probabilmente lievemente alticcio avrebbe detto alla moglie durante una discussione: «Sistemo la bomba e mi siedo». Frase che non è passata inosservata a uno steward che, dopo aver chiesto all'uomo di ripetere, ha pensato di segnalarlo immediatamente al pilota. A quel punto, per sicurezza, è scattato il protocollo e il velivolo è rimasto bloccato alcune ore sulla pista di decollo, dove sono intervenuti gli artificieri della polizia e i vigili del fuoco per passare ai raggi X ogni angolo del mezzo, da cui sono stati fatti scendere i 157 passeggeri a bordo più 6 uomini dell'equipaggio. L'aeroporto è rimasto bloccato per consentire l'intervento in sicurezza degli operatori. L'allarme è rientrato poco dopo le 19 e tutti i voli sono ripartiti verso le 20. Si spera che al passeggero sia servita di lezione. Incredibile questa vicenda, però, con la tensione, con la situazione di tensione internazionale che c'è. Ovviamente i protocolli sono rigidissimi. Andiamo adesso nella provincia di Vicenza, dove c'è stato l'ennesimo incidente di questa estate. Chiampo, scontro fra auto attorno alle 23 in via Giambattista Zaupa. Il bilancio è di 2 feriti. I vigili del fuoco di Arzignano hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto da una delle auto una persona rimasta incastrata nell'abitacolo. Entrambi i feriti sono stati presi in cura dal personale sanitario del SUAM e trasferiti in ospedale ad Arzignano. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa 2 ore. Ancora cronaca, ma ci spostiamo nella Marca trevigiana. È stato trovato un cadavere ancora senza nome in un torrente, sono in corso le indagini.
È ancora giallo sul cadavere di un uomo di mezza età ritrovato ieri mattina nelle acque del torrente Carron. Ancora non chiare le cause della morte, ma soprattutto ancora non si conosce l'identità dell'uomo. Indagano i carabinieri della compagnia di Vittorio Veneto. A ritrovare il corpo senza vita alcuni operai dell'Enel impegnati in un intervento di manutenzione all'impianto idroelettrico, che hanno notato una sagoma adagiata sul nastro trasportatore del sistema di filtraggio dei detriti. A causa del forte odore e allo stato di decomposizione del corpo si presume che la morte dell'uomo risalga a qualche giorno fa, ma nelle prossime ore sarà l'autopsia del PM a fare luce sulle cause del decesso. La salma si trova ora all'obitorio di Vittorio Veneto, dove il medico legale ha già fatto il primo esame esterno. Ovviamente se arriveranno informazioni su questa notizia ve le daremo in diretta qui nel corso della nostra informazione. Torniamo nel Vicentino, questa è l'estate degli incendi, l'abbiamo visto purtroppo a causa della situazione vegetazionale, della siccità, del caldo, si verificano molto spesso roghi di varie dimensioni. Come hanno detto già le autorità, le possibilità di un'autocombustione o che un incendio nasca da solo sono davvero pochissime, quindi molto spesso, quasi sempre, è o dolo o volontà di innescare un incendio. Può capitare che a qualcuno scappi di mano magari un rogo di sterpaglie che, ricordiamo, sono vietatissimi in alcune zone, in quasi tutte le zone del Veneto in questo periodo, perché l'allarme e l'allerta incendi è davvero alto. Andiamo a vedere cos'è successo in questo vigneto nel Vicentino. Villaga. Fiamme divampate in un vigneto collinare ieri pomeriggio a ridosso del cimitero di via San Michele Arcangelo. I vigili del fuoco sono intervenuti per l'incendio d'erba. I pompieri accorsi da Lonigo, Vicenza, Este hanno iniziato le operazioni di spegnimento, riuscendo a circoscrivere le fiamme che hanno interessato quasi 2 ettari di vigneto e un piccolo bosco, lambendo anche un'abitazione. Sul posto anche le squadre dell'antincendio boschivo regionale per la bonifica dell'area verde. Rimaniamo in zona, rimaniamo nell'area berica, dove c'è stato l'ennesimo giro di vita da parte della questura, controlli interforze che hanno portato a prendere in considerazione, a passare al settaccio centinaia di persone. Vediamo. Lotta allo spaccio, ai furti, al degrado, quartieri del centro storico al setaccio da parte delle forze dell'ordine, con un controllo capillare interforze che ha impegnato nei giorni scorsi 40 agenti tra polizia, carabinieri, finanza e polizia locale, disposti per prevenire fenomeni che allarmano i residenti, ma anche a tutela dei turisti che affollano la città in questo periodo. I pattugliamenti mirati sono stati effettuati a Campomarzo, nella zona del Quadrilatero, ai Giardini Salvi, in zona San Bortolo. Controllati anche edifici abbandonati, spesso usati da sbandati come rifugi. A seguito dei controlli effettuati su 142 persone, di cui 33 risultate con precedenti, sono stati emessi dal questore 3 decreti di allontanamento nei confronti di cittadini extracomunitari irregolari in Italia, che ora dovranno lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni, 4 avvisi orali a cittadini italiani con alle spalle reati contro il patrimonio e inerenti lo spaccio, che denotano una spiccata pericolosità sociale. Emessi inoltre 5 fogli di via nei confronti di soggetti considerati socialmente pericolosi, per questo diffidati a lasciare il territorio e non farvi ritorno per 3 anni. Adesso torniamo all'incidente, l'ennesimo incidente avvenuto ieri mattina, costato la vita a 2 persone nel Padovano, a Monselice, ai piedi dei Colli Euganei. I due fratelli che hanno perso la vita in questo schianto saranno sepolti nel loro paese d'origine, lo ha deciso la famiglia. Riposeranno in Marocco, nella loro terra d'origine, dove ad attenderli c'è la famiglia Abderrahim e Mohamed Asbita, i 2 muratori morti all'alba di martedì dopo essere usciti di strada mentre erano diretti al lavoro. 38 anni Abderrahim, 32 Mohamed, da 7 anni erano in Italia con un contratto di lavoro regolare e proprio in un cantiere di Bagnoli di Sopra erano diretti i 2 fratelli. Cosa sia accaduto poco prima della rotatoria all'altezza del Civico 1 di Via Avanzo lungo la strada provinciale 5 non si conosce
conosce al momento. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri presenti al momento dell'incidente con i sanitari del SUEM e i vigili del fuoco. Abderrahim lascia una moglie e 2 figli adolescenti che sognava di portare in Italia e dal Marocco. In patria, dove saranno sepolti con rito islamico, torneranno i 2 fratelli non appena ricevuto nulla osta dalle autorità. Ancora una volta insieme, come quando 7 anni fa sono partiti alla ricerca di un lavoro e di un futuro migliore. Questa era l'ultima notizia di questa nostra prima parte del Focus TG. Adesso facciamo una brevissima pausa pubblicitaria. Voi state con noi perché torniamo fra poco e c'è ancora tanta cronaca del Veneto da raccontare. Buongiorno, bentornati al Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta accadendo in Veneto. Abbiamo aperto il nostro telegiornale con la notizia della sparatoria da Jesolo. C'è stato ieri sera questo fatto davvero incredibile. Per noi è sul posto Anna Maria Parisi, che ha già avuto modo di parlare con il sindaco per capire che cos'è successo. Anna Maria, informaci, buongiorno. Sì, buongiorno Ferdinando, a te, naturalmente alle nostre telespettatrici e ai nostri telespettatori. Ieri sera un fuggi generale intorno alle 23:30 in una zona periferica di Jesolo, di Lido di Jesolo, tra Via Verdi e Piazza Nember, con il fuggi di alcuni clienti dei locali, perché c'era questa sparatoria tra 2 nordafricani, ovvero uno dei 2 ha estratto al culmine di un violento litigio la pistola, sparando diversi colpi d'arma da fuoco, sembra 3, colpendo il connazionale che aveva cercato riparo in un locale e poi era riuscito a fuggire dalle stesse forze dell'ordine contattate dai turisti e dagli avventori del locale. Quindi una intera notte di lavoro degli inquirenti, polizia locale, carabinieri e agenti della questura di Venezia per visionare le telecamere di videosorveglianza del territorio, quindi sia quelle comunali che private, per riuscire a individuare il ferito, che poi raggiunto è stato portato in ospedale a Mestre dopo essere stato in precedenza colpito da uno di questi 3 colpi alla schiena. Adesso si trova piantonato dagli agenti della polizia in ospedale a Mestre, le cui condizioni comunque sarebbero in fase di miglioramento. Un episodio, come avevi anticipato il sindaco di Jesolo, Christopher De Zotti. Buongiorno sindaco. Si diceva un episodio comunque circoscritto, sebbene in ogni caso grave. Sì, buongiorno. Si tratta di un fatto gravissimo che la nostra amministrazione non intende assolutamente sottovalutare o banalizzare, perché per fortuna prima d'ora a Jesolo non era mai accaduto e siamo sicuri che non accadrà ulteriormente. Certo è che dalle prime informazioni sommarie che abbiamo ricevuto dalle forze dell'ordine si tratta comunque di un episodio circoscritto in una zona tra l'altro non centralissima, più periferica del nostro Lido e contestualizzata in determinati contesti. Quindi la risposta della città, del sistema, è stata immediata, perché le forze dell'ordine sono intervenute immediatamente e la speranza è che in poche ore si possa chiudere la vicenda, andando a identificare quelli che sono i responsabili. Ripeto, un fatto grave su cui tutta la città dovrà comunque avviare una riflessione, però questo non inficia il fatto che Jesolo è e resta una situazione tranquilla, non c'è situazione a Far West, la situazione non è fuori controllo, quindi siamo tranquilli rispetto a questo, ecco. Certo, è un episodio di cronaca che è gravissimo, che certamente non giova alla litorale, alla città di Jesolo, specialmente in questo momento dove siamo nel clou della stagione turistica. Certo, allora intanto una cosa positiva in questa vicenda è che nessun terzo è stato coinvolto, comunque non ci sono state situazioni di panico e quindi questo deve anche rassicurare i nostri turisti. Sicuramente questo non fa bene all'immagine della nostra città, però siamo sicuri che proprio anche il messaggio
messaggio stesso che anche se succede qualcosa di grave, le forze dell'ordine, il sistema città, la videosorveglianza riesce a intervenire in maniera immediata, è una garanzia di sicurezza nella nostra città. Da un mese non registravamo episodi di sangue particolari, purtroppo registriamo questo, confidiamo comunque che la stagione sta andando bene e continuerà bene, quindi non ci saranno riflessi rispetto all'andamento della stagione turistica. Ecco, questo della sparatoria, un episodio che segue la scia di quelle di tante violenze, anche con le baby gang che la fanno purtroppo da padrone, sebbene nel territorio più centrale, quello della Movida, con anche l'identificazione di ben 7 ragazzini che terrorizzavano a loro volta spesso i coetanei. Insomma, lei sta pensando, sindaco, a 3 settimane dall'ordinanza che lei stesso ha firmato e che blocca l'accesso in alcuni punti della spiaggia lungo via Baffile, di eventualmente far presidiare dai militari la sua città? No, al di là che questa non è una scelta diretta dell'amministrazione comunale, però oggi questo non è un tema all'ordine del giorno. Le ordinanze che abbiamo introdotto hanno prodotto sicuramente degli ottimi risultati, perché come detto da 3 settimane a questa parte non registriamo episodi di sangue particolari, la situazione si è molto tranquillizzata, quindi siamo rientrati in una normalità, quindi ad oggi noi non valutiamo ulteriori misure restrittive o altre scelte o richieste di intervento. Certo è che noi continuiamo comunque a sensibilizzare non tanto il prefetto, che sta facendo il massimo del suo lavoro e questo posso testimoniarlo, ma direttamente Roma ad essere consapevole del fatto che siamo di fronte a città che si trasformano in capoluoghi e quindi le attuali dotazioni di forze dell'ordine non sono sufficienti per controllare questa situazione. L'amministrazione comunale fa la sua parte, ma non possiamo garantire noi l'ordine pubblico e la sicurezza, quindi noi continuiamo a sollecitare direttamente Roma che si prenda coscienza che Jesolo, come tutte le località balneari, hanno bisogno di un riconoscimento del nostro status particolare anche in termini di presenza di polizia e carabinieri sul nostro territorio. Certo, con una coperta nazionale comunque così corta dal punto di vista proprio di uomini delle forze dell'ordine, ma fa bene ad avanzare questo tipo di richiesta. Ferdinando, hai domande da studio per il sindaco? Anna Maria, allora, posto tutto quello che abbiamo detto, ovvero fatto isolato, tutto molto sicuro, tutto molto bene, approfittiamo della presenza del sindaco di Jesolo per fare un punto, un focus molto veloce su come sta andando la stagione. Ci arrivano notizie sia dal litorale ma anche dalla montagna veneta di località in cui davvero è difficilissimo trovare una camera, un posto, un appartamento per fare qualche giorno, addirittura i campeggi pieni. Come sta andando da quelle parti? Così chiudiamo con una nota del tutto, immagino, positiva. Certo, sì, giustamente da studio mi dicono, al di là di questo episodio di cronaca, facciamo un po' un'analisi di quella che è attualmente la situazione turistica, come sta andando la stagione, anche in considerazione del fatto che magari molti di noi vorremmo venire qui a Jesolo per un fine settimana o comunque per un paio di giornate e non riusciamo a trovare un posto libero. Beh, questo è un buon dato, no? Scherzi a parte, noi venerdì faremo un punto della situazione assieme alle categorie, analizzando i dati che sono in nostro possesso, ovvero quelli dell'imposto di soggiorno, che ci dicono che la stagione sta andando molto bene, a livelli in certi momenti anche superiori al 2019, quindi anno pre-Covid, e abbiamo i dati di H Benchmark, che è quello strumento dell'Associazione Albergatori, che ci conferma che sia il consolidato che quello che succederà da qua a fine stagione registra una stagione molto molto positiva. Se il meteo continuerà a darci la fortuna di giornate calde e soleggiate, confidiamo che realmente si possa pareggiare, se non superare, i dati del 2019. Quindi oltre ai turisti storici, quelli che provenienti dalla Germania e dall'Austria, novità da questo punto di vista con l'arrivo, non so, degli inglesi e dei francesi? Ma noi abbiamo il nostro mercato consolidato, che è appunto quello di lingua tedesca, abbiamo finalmente il ritorno di quegli mercati emergenti dell'est, quindi l'Ungheria, la Repubblica Ceca, la Slovacchia. Purtroppo il grande assente, ma non riguarda solo la situazione di guerra attuale, ma è tanti anni che c'è il problema, è il mercato russo, che confidiamo che con un ritorno anche alla normalità da un punto di vista della situazione di conflitto possa nelle prossime estate ritornare a visitare le nostre spiagge. Comunque siamo ai livelli di una stagione normale, quindi abbiamo metà mercato di lingua italiana, metà mercato di lingua straniera, e questo ci confida sul fatto che il prodotto Jesolo è ben consolidato ed anzi in crescita per i prossimi anni.
Quindi con il sindaco di Jesolo, che ringraziamo nuovamente per questo collegamento, vi restituisco la linea e ringraziamo il sindaco Cristian De Zotti. Noi ringraziamo Anna Maria Parisi e il sindaco di Jesolo, Cristian De Zotti, per questo collegamento. Naturalmente, se ci saranno novità importanti da Jesolo ve le daremo in diretta al nostro telegiornale qui nel Focus TG. Adesso stavamo parlando di incidenti stradali poco prima di questo collegamento. L'ACI, ne abbiamo parlato con l'ACI su quanta possibilità c'è che siano fatalità o che ci sia invece una disattenzione alla base. Vediamo. Altri 2 feriti in un incidente stradale questa mattina in via Pozzoveggiani a Padova. I vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in salvo gli occupanti di 2 auto che si sono scontrate. Un'estate davvero drammatica sul fronte degli incidenti stradali, un trend che nemmeno nel 2020, anno segnato dalla pandemia e dal lockdown, ha fatto registrare un calo. Nel 2020, infatti, secondo i dati forniti da ACI Padova, ci sono state ben 41 vittime e oltre 2.600 feriti lungo le strade padovane. Bisognerebbe ogni incidente nel giro di un paio di settimane verificare attentamente cosa è successo, quindi con la polizia locale, con chi è intervenuto e capire veramente la causa qual è. Era una questione di distrazione, una questione di velocità, una questione di strade non adeguate, le condizioni dell'auto, perché senz'altro un motivo c'è, non sono fatalità. C'è un motivo e sarebbe importantissimo capire qual è questo motivo. Noi analizziamo i dati degli incidenti, con le percentuali di giorno, di mattina, con il sole, con la pioggia, ma lo vediamo l'anno dopo, è troppo tardi. Prudenza alla guida e regolamentazione della velocità sono misure essenziali. Bisogna fare un'azione di informazione, va bene, far capire a tutti quanti quelli che si mettono in macchina quando partono al mattino, in macchina, in moto, in bicicletta, anche a piedi, devono farlo con molta attenzione perché stanno facendo un'attività che ha un grado di pericolosità. Torniamo adesso nella zona dell'altopiano di 7 comuni dove ricorderete c'è stato l'altro ieri un pauroso incidente, una persona di 47 anni ha perso la vita, un uomo molto noto in tutta la zona, Alberto Casagrande, è morto schiantandosi con il suo aliante subito dopo il decollo. Si cerca di capire che cosa sia successo. Non c'è ancora una data per l'ultimo saluto ad Alberto Casagrande, il 47enne di Asiago, morto dopo la caduta dell'aliante con cui stava per decollare dall'aeroporto grazie al traino di un verricello manovrato dal padre. Saranno l'autopsia e un'inchiesta dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo a fare chiarezza sulle cause del tragico incidente a cui ha assistito inerme anche il figlio di Casagrande. Un problema tecnico o forse un errore umano potrebbero essere all'origine della tragedia. Un'ipotesi che sta circolando in queste ore è che il pilota possa aver sollevato l'aliante troppo presto o bruscamente, generando poi l'avvitamento incontrollabile che da un'altezza di 20 metri lo ha schiantato a terra. L'area è tuttora sotto sequestro a disposizione degli inquirenti, mentre in città e su tutto l'altopiano il cordoglio è grandissimo. Il sindaco Roberto Rigoni Stern, in contatto con la famiglia, ha dato la massima disponibilità per ogni forma di aiuto possa rivelarsi necessaria in questi giorni di attesa e dolore prima del funerale. Ora facciamo un'altra brevissima pausa pubblicitaria, voi state con noi perché torniamo fra poco. Buongiorno, bentornati al Focus TG, siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Siamo nella pagina della cronaca, diamo anche un'occhiata all'ANSA perché, visto che stiamo parlando di cronaca, per gli scontri fra tifosi avvenuti in occasione della partita Vicenza-Spal in quest'ora è emesso altri 4 DASPO. Gli incidenti erano avvenuti il 19 febbraio, già 39 gli ultras individuati. Altri 4 DASPO sono stati emessi da questore di Vicenza Paolo Sartori nei confronti di altrettanti ultras locali per gli scontri tra tifoserie avvenuti il 19 febbraio prima dell'incontro
nell'incontro tra il Vicenza e la SPAL. Una cinquantina di tifosi ferraresi giunti a Vicenza su 16 automobili, eludendo le indicazioni fornite dalla questura sull'accesso allo Stadio Menti, si erano dati appuntamento con i dirimpettai del Vicenza per affrontarsi in maniera violenta. Ne era scoppiato un tafferuglio con lacci di bottiglie, sassi e altri oggetti contundenti. Un agente della Digos era stato anche colpito. Adesso, dopo le indagini della questura, sono arrivati gli altri 4 DASPO. Ne parleremo di sicuro nel nostro telegiornale di questa sera, TG Vicenza. Andiamo avanti con la cronaca. Quartiere Oltrebrenta, controlli serrati. Vediamo cosa è successo a Padova. È iniziata questa mattina alle prime luci dell'alba un'operazione congiunta dove una cinquantina di uomini e donne di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale, compresa l'unità cinofila della Questura, hanno setacciato 2 palazzine, una in via Venezia sulla strada che porta a Stra, dove è anche stata sequestrata della droga, e successivamente è stato arrestato un uomo perché irregolare sul territorio italiano. L'altra palazzina si trova in via Tazzoli, nel cuore del quartiere Oltrebrenta di Noventa Padovana. Sul posto c'erano anche il sindaco Marcello Bano, l'assessore alla sicurezza Nicola Canistracci e l'assessore ai servizi sociali Giovanna Carraro. Questa mattina i controlli sono stati fatti in via Venezia e in via Tazzoli e hanno dato dei riscontri molto importanti che saranno comunicati dalle autorità preposte, quindi dalla questura e dalla prefettura. E finalmente le cose stanno cambiando a Oltrebrenta, incominciamo a fare i controlli, abbiamo già portato dei risultati, stiamo aspettando di farne degli altri. Questo è un percorso che noi vogliamo fare a Oltrebrenta, prima questo e dopo con l'apertura della caserma di polizia locale. Cioè, per noi è importante, qua quello che vedete per esempio è un edificio che non ha i servizi minimi, non c'è l'acqua calda, non c'è il riscaldamento, non c'è nulla se non l'acqua corrente. La situazione è molto molto grave, è un motivo per il quale adesso stiamo cercando di capire di fare un'ordinanza e di mettere in sicurezza l'edificio e di sgomberare chi ci abita dentro, perché non ci sono le condizioni minime per poter fare una vita dignitosa. Tolleranza zero per chi viene qua a delinquere, a spazzare eccetera, ma tolleranza zero anche a chi ne approfitta di queste persone che vengono qua e vengono messi in dei posti che sono una vergogna per un paese civile. E queste cose qua non si devono più ripetere, almeno finché ci siamo noi. Da Noventa Padovana a Noventa Vicentina, grande il dolore e il cordoglio per la scomparsa improvvisa del parroco Don Giorgio Balbo, che era molto noto anche nella Pedemontana, nel Bassanese, per la sua presenza per anni importantissima per la comunità di Rosà. L'ultimo saluto sabato in parrocchia. La nostra comunità è ancora molto scossa dalla notizia della morte del nostro parroco Don Giorgio Balbo. Ieri sera, durante la seduta del Consiglio Comunale, tutto il Consiglio ha voluto ricordare il nostro sacerdote con un minuto di silenzio. Un paese sotto shock. Oggi a Noventa Vicentina, malinconicamente, non si parla d'altro che della morte improvvisa di Don Giorgio, il parroco stroncato da un malore a 67 anni appena compiuti. I funerali verranno celebrati sabato mattina alle 9:30 nella chiesa che per tanti anni è stata la casa del compianto sacerdote. L'ultimo addio sarà sicuramente molto partecipato. Anche la comunità di Rosà ho ricevuto tanti messaggi di un ricordo di un sacerdote che per 10 anni è stato anche lì guida della parrocchia, e quindi insomma veramente tante sono le comunità che si stringeranno attorno alla nostra parrocchia in ricordo del nostro sacerdote. Ma bisogna guardare anche al futuro. Da settembre era già previsto che il cappellano, Don Enrico, lasciasse la parrocchia di Noventa. Adesso, senza Don Giorgio, i fedeli si sentono smarriti. C'è questo sentimento di un po' di smarrimento, diciamo così, perché a settembre anche Don Enrico è destinato a un'altra parrocchia. Adesso, senza la guida anche del nostro parroco, ci sentiamo un po' così spaesati, e quindi facciamo appello sia come Consiglio Comunale, quindi come sindaco, ma anche il Consiglio Pastorale nei confronti del Vescovo, affinché ponga attenzione alla nostra comunità. Adesso cambiamo argomento, siamo comunque nella pagina in cui attualità e cronaca si danno
la mano, perché le ricadute, le ripercussioni della siccità di questo periodo davvero drammatico per molti comparti, a partire da quello agricolo, sta mettendo in grave difficoltà anche la montagna vicentina in particolare. Ne abbiamo parlato già la settimana scorsa, quando erano arrivate le prime avvisaglie di questa situazione. Siamo saliti in altopiano per vedere che cosa sta succedendo, perché ci avevano chiamato per dirci che l'erba ormai è secca, le pozze in cui gli animali vanno a bere stanno diventando dei pantani inutilizzabili, e c'era nell'aria una notizia che riguardava la discesa anticipata di alcune malghe, di alcune mandrie dall'altopiano, e purtroppo è arrivata la conferma. Si comincia una triste transumanza 2 mesi prima della data, che di solito è quella di San Matteo. Ricordiamo la stagione dell'alpeggio va da Sant'Antonio a San Matteo, si chiude a settembre. Queste sono immagini che ci arrivano dall'altopiano, ma è sicuramente peggiorata la situazione, perché questa è di qualche giorno fa. E la prima a fare questa scelta è Malga Serona, nel comune di Caltrano. Siamo comunque nell'altopiano dei 7 comuni. Davide Nicoli, che ci aveva mandato un video molto importante la settimana scorsa, avvertendo che stavano pensando di arrivare a questa soluzione, ha confermato: si comincia a scendere, verranno portate nelle stalle le vacche da latte, e poi si deciderà cosa fare degli altri animali quando portarli giù. Potete vedere anche da queste immagini che insomma quello che stanno mangiando queste vacche al pascolo di sicuro non è un'erba nutriente, o almeno non lo è come gli altri anni scorsi. Questa notizia drammatica, appena arrivata questa mattina proprio dalle associazioni di categoria, potrebbe avere ripercussioni gravissime sulla filiera agroalimentare, sul turismo, sulla vendita dei prodotti, sulla qualità. Insomma, è tutto un tema che a memoria, o almeno negli ultimi anni, non era mai successo. Inizieremo ad approfondire in modo sempre più forte, sempre più serio, per capire dove si andrà a finire, che cosa potrà succedere nelle prossime settimane. Giusto per informazione, queste immagini sono state girate di sera alle 9, quando gli animali escono dal bosco, dalla ombra, per nutrirsi un po' senza dover soffrire quel caldo che invece gli impedisce di avere una vita normale durante il giorno. Quindi una situazione davvero gravissima. Torniamo in studio, poi parleremo anche di questo. Stiamo cercando di contattare Davide Nicoli, vediamo, forse ci ha anche mandato già delle informazioni. Vediamo di questa sera nel TG Bassano tutta l'intervista anche a questo giovanissimo malghese, o malgaro, ditela come la preferite, che ha deciso di chiudere anzitempo l'alpeggio. Andiamo avanti. Avevamo dato ieri la notizia del record di Agna, in provincia di Padova, come comune più caldo. Vediamo, siamo andati a dare un'occhiata. Agna è il comune veneto più rovente di quest'estate africana. Il piccolo paese della bassa padovana ieri ha raggiunto i 39 gradi centigradi, 39,1 per la precisione. Le piogge attese in tutta la provincia non si sono ancora viste, le temperature rimangono ancora alte. La minima più bassa del Veneto invece si è registrata nella notte a Galzignano Terme, che solitamente è il paese che registra invece le temperature più alte d'estate. Secondo le previsioni di ARPAV, però, le precipitazioni sono attese nell'arco della Pedemontana per le prossime ore e dovrebbero portare un po' di refrigerio anche nella nostra provincia. I dati che ci arrivano dall'ARPAV confermano che c'è stato un netto abbassamento delle temperature, che era iniziato già nella giornata di ieri. Potete vedere che il record regionale è stato toccato a Trecenta, in provincia di Rovigo, con 36 gradi. Sono oltre 3 gradi in meno rispetto a quello che si era verificato nel giorno precedente. La minima si è un po' alzata, con quasi 20 gradi a Montecchio Precalcino, folate di vento importanti sul Garda, in zona veronese, a Bardolino, 72 km all'ora, e un po' di pioggia, 14 mm e 8 a Fara di Soligo, ma sappiamo che poi le precipitazioni anche intense si sono verificate in molte zone del Veneto. Allora, vediamo adesso, visto che parliamo di siccità, come sta andando nella Pedemontana bassanese, dove sono stati persi in alcuni casi più del 50% dei raccolti.
Picchi di 40 gradi, caldo africano e raccolti sempre più in difficoltà. Questo è lo scenario allarmante di un'estate dalle temperature inclementi, dove la pioggia ormai sembra essere un miraggio. Ed è così che gli agricoltori del territorio hanno cominciato a trinciare il mais con un mese di anticipo, una scelta obbligata per non perdere completamente i raccolti. E a proposito di scelte, ognuno in base alla disponibilità di acqua che ha avuto ha dovuto scegliere cosa irrigare e cosa no. Per esempio questo grano turco sta morendo, avviciniamoci, vediamo cosa sta succedendo. Sì, questo qui non è arrivata l'acqua e molte piante sono senza spiga, quindi non produrranno niente, altre hanno una spiga molto piccola e di fatto con l'acqua che abbiamo avuto quest'anno non siamo riusciti a bagnare in modo adeguato il mais. Oltretutto abbiamo dovuto scegliere di bagnare solo il mais e lasciar perdere i prati, quindi concentrarci sul mais, anche perché è l'anno in cui ci è costato molto di più coltivarlo, perché i prezzi sono aumentati, soprattutto gasolio e concimi. Di che aumenti stiamo parlando? I concimi sono aumentati del triplo, questo è dovuto alla guerra in Ucraina. Siamo arrivati a pagarlo oltre i 100 euro al quintale, a fronte di prezzi di 30-40 euro al quintale, che era la norma. E in più il gasolio. E in più il gasolio. In pochi metri si vede proprio la differenza tra un raccolto secco e invece un raccolto in salute? Sì. Avviciniamoci. Questo è un mais che comunque dove è arrivata l'acqua, ci sono le spighe, ovviamente non rigogliose come in anni in cui l'acqua c'è in abbondanza, e comunque la pianta è ancora viva. Oltre alla siccità c'è anche un altro problema. Sì, il problema della diabrotica, che quest'anno con la siccità è molto amplificato perché si sono schiuse tutte le uova, e da quando è larva allo stadio larvale si nutre delle radici del mais, quindi provocandone un allettamento in caso di forte vento. Da adulto va a mangiare i filamenti della spiga e non permette sempre un'ottima fecondazione della spiga, quindi troviamo delle spighe a cui mancano molti grani. Allora, abbiamo visto che in tante zone del Veneto è iniziata con oltre un mese di anticipo la raccolta del mais, con l'uva si partirà nei prossimi giorni e anche qui siamo almeno 2 settimane in anticipo, tutta una situazione davvero nuova per la nostra regione. Adesso facciamo un attimo di pausa, facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, state con noi perché torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al Focus TG, siamo anche oggi in diretta, in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Siamo nella pagina dedicata alla siccità, al meteo. Abbiamo visto poco fa le ultime notizie per quanto riguarda i dati dell'ARPAV che ci hanno segnalato i massimi, gli estremi meteo di ieri, con la temperatura massima di 36 gradi, quindi un po' minore rispetto a quella degli ultimi giorni a Trecento in provincia di Rovigo, ma facciamo di più, andiamo direttamente nella sala controllo del centro meteo di Teolo, da dove arrivano tutte queste informazioni. Per noi è sul posto Valentina Visentin. Buongiorno Valentina. Buongiorno Ferdinando, infatti sono proprio qui nella sala di controllo, poi vi faremo vedere tutte queste cartine che ci sono alle nostre spalle e ce le spiegherà il meteorologo Adriano Barbi. Intanto partiamo dal fatto che finalmente la pioggia è arrivata e le temperature sono un po' calate. Che cosa avete riscontrato guardando le carte questa mattina? Sì, questa notte dei temporali hanno raggiunto anche parte della pianura, soprattutto la pianura centro-meridionale tra Bassa Padovana e Rodigino, temporali a tratti anche intensi, quantitativi di pioggia che localmente hanno raggiunto i 40-60 mm, con qualche raffica di vento anche forte. Le temperature sono calate anche in pianura questa mattina e per oggi le massime non sono previste superare i 31-32 gradi, quindi arriveremo a temperature più consone alle medie del periodo. Forti piogge anche in montagna, cosa avete rilevato nella zona del Bellunese? Sì, soprattutto ieri pomeriggio ci sono stati dei nuovi temporali a tratti anche intensi, soprattutto in Valboite, abbiamo registrato 40-60 mm anche lì in pochissime ore, 2-3 ore, con massime anche di 40 mm in 30 minuti proprio nella zona di Borca di Cadore. Si è mossa una piccola frana che voi tenete sotto controllo. Sì, è la frana di Cancia, la famosa frana di Cancia. Abbiamo saputo che si è mossa, ma fortunatamente non ha raggiunto la valle.
Facciamo un po' di previsioni per i prossimi giorni, cosa ci dobbiamo aspettare, ce lo dice la cartina, le varie cartine che ci sono alle nostre spalle. Sì, abbiamo l'immagine del satellite che ci fa vedere la nuvolosità che ha interessato soprattutto il nord Italia questa notte, che si è poi diretta verso est, e le immagini radar con le immagini appunto delle precipitazioni che hanno interessato soprattutto la pianura centro-meridionale questa notte. E a sinistra invece le previsioni di temperatura previste nei prossimi giorni ad una quota di circa 1500 metri, e si può vedere come nei prossimi giorni, almeno fino a domenica, lunedì, le temperature si manterranno su valori intorno alle medie del periodo, mentre durante la prossima settimana è prevista una nuova ondata di caldo con temperature in nuova crescita. Facendo un po' di paragoni con le varie estati calde che ci ricordavamo, in particolare quella del 2003 e quella del 2015, anche quest'anno insomma ci sono delle temperature davvero eccezionali, e potrebbe diventare questa del 2022 effettivamente l'estate più calda. Sì, al momento dalle analisi che abbiamo potuto effettuare fino a questi ultimi giorni abbiamo riscontrato una similitudine insomma abbastanza netta con l'estate eccezionale del 2003 in termini di temperatura. La siccità è andata ancora peggio quest'anno, perché proveniamo da una situazione di siccità ancora dall'inverno, se non dall'autunno scorso, e come temperature mediamente fino adesso tra maggio, giugno e luglio siamo molto vicini appunto all'estate del 2003. Queste, Ferdinando, sono le previsioni e anche un po' di comparazioni rispetto agli altri anni. Se tu hai qualche domanda in particolare possiamo approfittarne qui del nostro meteorologo. Allora Valentina, una notizia che passiamo anche a voi perché è arrivata qui in redazione poco fa. Parlavamo di siccità, parlavamo di montagna, e iniziano a chiudere le malghe dell'altopiano dei 7 comuni, si chiude la stagione dell'alpeggio. C'è chi ha già deciso di scendere e tornare nelle stalle, in questo caso dell'Alta Padovana, dalle malghe di Caltrano, perché non c'è più niente da mangiare. Sta cambiando, la domanda per il nostro meteorologo è questa: sta cambiando drasticamente anche la situazione, proprio la vita nelle terre alte del Veneto, o sono casi che capitano, poi ce ne riparleremo fra qualche tempo magari? Allora, diciamo, la siccità, ne stiamo parlando da molti giorni, in particolare adesso uno dei grandi problemi è la siccità che sta colpendo l'altopiano di Asiago, con le malghe che stanno chiudendo, gli alpeggi e il bestiame che viene riportato a valle. Stati come questi, episodi così, è un evento eccezionale, o dobbiamo mano a mano aspettarci un cambiamento degli stili che insomma siamo abituati a conoscere? Certo. Allora, guardando la statistica, quindi i dati pregressi, si sta prospettando come effettivamente un'estate eccezionale dal punto di vista sia della siccità che delle temperature, quindi questo non è favorevole sicuramente per i pascoli, anche per le zone montane. E in prospettiva diciamo che gli scenari climatici purtroppo mostrano una chiara tendenza all'ulteriore aumento delle temperature, e quindi eventi di questo tipo, soprattutto in termini appunto di temperatura, saranno sempre più probabili. Ecco, questa è la risposta, di sicuro una riflessione che farà riflettere, anche per mettere in campo poi misure per salvaguardare le attività produttive. Se ne parla molto insomma di interventi che servono anche di adattamento e anche di cercare di recupero e di risparmiare dell'acqua, perché si parla anche di la diga del Vanoe famosa, perché ci dobbiamo preparare ad avere sempre meno acqua. Sì, questo è possibile. Ci sarà sempre una variabilità comunque climatica, quindi stagioni un po' più fresche, stagioni più calde, più siccitose o meno siccitose, però diciamo che la tendenza generale è all'ulteriore aumento delle temperature, quindi condizioni di criticità potranno aumentare. Ferdinando, allora dalla sede ARPAV di Teolo è tutto, ti restituisco la linea. Ringraziamo Valentina Visentini, ringraziamo anche il centro meteo ARPAV di Teolo per queste interessantissime notizie. Allora, il tema è questo: la siccità di quest'anno non è probabilmente un dato eccezionale, ma rientrerà nella norma di quello che ci aspetta da qui in avanti. L'esempio delle malghe, di cui stiamo parlando diffusamente oggi,
è perché è un po' la punta dell'iceberg, assieme al fatto che si stia raccogliendo il mais con un mese di anticipo, assieme al fatto che si vada a fare la vendemmia. Ci parlavano di Chardonnay, Pinot e uvaggi simili con 2-3 settimane di anticipo rispetto al solito, quindi cambia un po' tutto è destinato a cambiare. L'unica cosa che si può fare a questo punto sono interventi strutturali importanti. Ne parlavamo solo qualche giorno fa con il sindaco di Gallia, Emanuele Monari, che ci diceva servono invasi, mini invasi in altopiano per sopperire a queste carenze. I presidenti dei consorzi di bonifica della pianura dicono servono maxi invasi per sopperire a queste carenze, quindi il tema è questo, bisognerà arrivare a interventi strutturali. Ne parleremo nel corso dei nostri telegiornali, andando ad approfondire e a capire sempre di più di questa situazione drammatica anche per quanto riguarda la frutta e la verdura sui banchi dei mercati. Addirittura si rischia che non ci sia più materia prima. Frutta e verdura, quanto mi costi? La siccità, il rincaro delle materie prime stanno sicuramente incidendo sui prezzi e sulle abitudini d'acquisto. Non tutto è aumentato, non tutti i prodotti hanno subito un rincaro. Scopriamo insieme allora usi, abitudini e scelte alimentari dei bassanesi in una giornata di mercato. Era già complicato prima, adesso lo è ancora di più. Certi prodotti li trovi in un mercato, il giorno dopo vai a ricomprarli, non li trovi, perché logicamente mancanza di pioggia, di tutto quanto, non possono raccogliere o si sono cotti nei campi. Quanto è diventato difficile fare questo lavoro? È un'estate difficile, perché comunque ci sono questi aumenti qua e sono comunque visibili sia per chi ha una piccola attività come la nostra. Una cella frigo ti costa il doppio o anche di più degli altri anni. Solo per fare un esempio, anche il carburante per muovere un camion, quindi comunque sono aumentate le spese. Ecco, guardiamo proprio qualche prodotto. Quali sono quelli che hanno subito i rincari maggiori, quelli appunto più difficili da trovare, partendo proprio dai fagiolini magari? I fagiolini in questo caso, che hanno bisogno di acqua, però acqua non ce n'è, o comunque se n'è è razionata, fanno fatica a averla, i contadini fanno fatica a avere il prodotto e quindi il prezzo sale. La frutta invece? La frutta secondo me più o meno ha un po' tenuto. Quali potrebbero essere i prodotti che avremo difficoltà a trovare qui sui banchi del mercato? Sono più o meno sempre gli stessi, anche le stesse angurie si potrebbe avere difficoltà, perché comunque hanno bisogno. Quello che sicuramente risentirà di più è la verdura in generale. E vedo che magari prendono prodotti di qualità, ma non tanto chilo, quindi magari prendono un po' più, non so, invece di prendere 2 kg di peschenol ce ne prendono uno, ma lo prendono buono. Andiamo a vedere quali sono le ricadute nelle terre comprese fra la Pedemontana e Padova per quanto riguarda i danni creati dalla siccità. Siamo nel letto del fiume Brenta, al confine tra Limena, alle mie spalle, e Vigo d'Arzere, di fronte a me. Quello che vedete però è il letto di un fiume senza acqua. Qua il canale ha il massimo deflusso del Brenta e, come vedete, il resto sono pietre. Nella storia di Vigo d'Arzere vedere questa situazione qui del Brenta non è una cosa normale e che non si è neanche verificata molte volte nel tempo, per cui vuol dire che la situazione è veramente drammatica, perché siamo abituati a vedere il Brenta impetuoso, no? Quello che vediamo dietro di noi sono proprio anche delle opere che sono state fatte per ridurre questa capacità, questa dirompente del fiume, per cui vederlo in queste condizioni vuol dire che siamo in un contesto, in una situazione che è drammatica. 3 fiumi in sofferenza, anche il Brenta, il corso d'acqua che dei Monti Trentini bagna anche l'Alta Padovana. Un fiume che vi abbiamo raccontato negli anni per il rischio di esondazione, sempre carico d'acqua, e che oggi invece si presenta vuoto. I frangiflutti sono desolatamente senza acqua. Quella che vedete alle mie spalle non è un'opera d'arte contemporanea, ma un'opera ingegneristica fatta per rallentare il decorso del fiume, perché solitamente il Brenta è un fiume molto impetuoso, ora è praticamente secco. L'acqua, che solitamente scorre abbondante, è un lontano ricordo.
Quelle che mi trovo davanti sono chiamate cascatelle di limena. È evidente che non c'è più acqua e non c'è nessuna cascata. Una siccità che fa male alle colture in un territorio a vocazione agricola come quello di Vigo d'Arzere. I danni sono ingenti. In totale 380.000 euro di danni dall'anno scorso a quest'anno per quanto riguarda il mancato raccolto delle colture. Primo fra tutti il mais, che è ancora in campo sulla pianta, e poi c'è in seconda battuta la soia. Mais fino a 200.000 euro di danni, la soia arriva quasi a 80.000 euro di danni, e poi seguono i foraggi, le piante da orto e le viti. Questo è un campo di soia. Lo vedete, in alcuni punti le piante non sono cresciute a causa della siccità. Gli agricoltori dovranno anticipare i raccolti per cercare di salvare il salvabile. E anche in questo campo, lo vedete, le piante stanno soffrendo. Le associazioni di categoria avvertono: i danni saranno molti, perdite stimate in regione per 800 milioni di euro. Un dramma per il comparto, ma anche per i consumatori. Non solo l'agricoltura, ma anche le persone si trovano a volte senza acqua. Sta migliorando la situazione a Valdobbiadene. Siamo andati a vedere cosa è stato fatto negli ultimi giorni. Le cisterne sono state posizionate ieri sera nelle due frazioni dove l'acqua da 3 giorni non arrivava più. In serata qualche famiglia ha cominciato a riempire le taniche. A Guia e San Floriano la situazione questa mattina è leggermente migliorata, ma l'emergenza non è affatto terminata. C'è stato un leggero aumento della portata disponibile dal Bellunese, ma soprattutto il ricalibrare la disponibilità di acqua tra le varie frazioni borgate con manovre fatte da ATS ha permesso di aiutare questa zona che soffriva maggiormente. A questo si aggiunge sicuramente l'utilizzo parsimonioso corretto dell'acqua da parte dei miei concittadini, di tutto il resto di Valdobbiadene, che ha risposto all'appello. Ora bisogna sperare che il Bellunese dia una maggiore portata d'acqua e che soprattutto questo caldo dia una tregua. La pioggia di ieri sera non ha portato nessun beneficio, ci spiega il sindaco. Nel frattempo ATS sta accelerando le progettazioni per la realizzazione di un potenziamento del campo pozzi al Settolo, zona del Piave, intervento che si è realizzato nei prossimi mesi. Non è immediato, ma aiuterà, diciamo, a risolvere, a evitare che si ripetano queste situazioni. Prelevare l'acqua da pozzo è una soluzione solo parziale che a lungo termine crea ulteriori problemi. Tutta l'acqua che viene prelevata dalla profondità, acqua che si rigenera in decine di anni, è chiaro che ci impiega altrettante decine di anni per rimpinguare le falde, quindi anche il prelievo di acqua da pozzo dalle falde deve essere accorto. Le cisterne rimarranno nelle due frazioni fino a quando l'emergenza non sarà terminata. Il rischio che le famiglie rimangano senza acqua è ancora troppo alto. E siamo andati anche a parlare con le persone che si sono trovate a dover fronteggiare questa emergenza. Sono una ventina le famiglie che per 3 giorni sono rimaste completamente senza acqua, costrette a lavarsi o cucinare utilizzando le bottiglie acquistate nei supermercati. Alcuni cittadini si sono invece recati da amici per riempire le taniche. Una situazione difficile soprattutto nelle abitazioni dove vivono anziani. Da 3 giorni praticamente e siamo senza acqua. È un disagio non indifferente, perché siamo nel 2022 e trovarsi senza acqua non è facile, insomma, soprattutto se si hanno anziani in casa. Come avete fatto? Niente, era un po' la meglio. Come abbiamo fatto? Abbiamo preso ieri sera comunque avevamo un po' d'acqua, altrimenti zero. Niente, c'è che da un'altra famiglia andare a prenderla. Aprivate il rubinetto e non c'era niente? Niente. Neanche per lavarsi né per cucinare? Niente proprio. Andare a prendere col secchio e basta, per un goccio d'acqua. Rimasta senza acqua anche una cantina. Siamo stati senza acqua per 3 giorni e anche di più. È stato un po' impegnativo, dovendo non solo accudire le faccende domestiche, ma anche avendo una cantina, e quindi... Come avete fatto? Mi
Mio marito si è adeguato, è andato a prendere acqua da un'altra parte e con la pompa ha pompato sia acqua in cantina che acqua ai piani alti della casa, perché abbiamo dei meccanismi in cui noi possiamo permetterci di farlo. Sono state giornate davvero difficili per molte famiglie. Anche noi il primo giorno ci siamo dovuti lavare con le bottiglie di acqua, quelle comprate al supermercato. Cioè, un disagio non da poco questo. Sì, e che noi siamo tutti autosufficienti, so di situazioni di famiglie con anziani che veramente sono andati molto male, insomma, anche perché un anziano, noi in qualche maniera ce la facciamo, l'anziano non è che puoi metterlo dentro la vasca da bagno e lavarlo con le bottiglie di acqua. Queste famiglie stanno tirando ora un respiro di sollievo, ma l'esasperazione dei giorni scorsi è rimasta. Arrabbiati anche. Un po' diciamo di sì, perché se erano 40 anni fa era un discorso, non c'era, ma al giorno d'oggi che praticamente ci sono tutte tecnologie e via dicendo, trovarsi senza acqua è un disagio non indifferente, insomma. E siamo sempre penalizzati noi più che altro, perché la zona in fondo al paese naturalmente l'acqua arriva. Fra le tante notizie legate a questa situazione di siccità, di difficoltà in tutto il Veneto, ne arriva una anche dal lago di Garda troppo basso, sospesa la circolazione degli aliscafi. A causa della siccità e dell'abbassamento dei livelli idrici sul lago di Garda è stato deciso di sospendere la circolazione degli aliscafi, ci fa sapere l'ANSA nazionale. Da oggi Aligarda ha deciso che effettuerà le corse con il catamarano e non più con l'aliscafo. Nel corso della prima settimana di luglio l'autorità di bacino aveva dato il via libera allo spostamento di una trentina di metri delle boe all'altezza di Lonato. Siamo sul versante bresciano, ma il lago è quello. Adesso la decisione riguardante i trasporti. Secondo i dati del consorzio del Mincio, il bacino del Garda ha un attuale riempimento del 31%, quindi una situazione davvero incredibile in tutta la regione. Adesso noi facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, state con noi, torniamo fra pochissimo, siamo qui fino all'1:30. Buongiorno, bentornati al Focus TG, siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Siamo nella pagina ampia dedicata alla siccità, alla situazione drammatica in tutta la regione con ricadute pesantissime per la vita quotidiana di migliaia di persone, per l'economia, per l'agricoltura, per davvero tanti comparti che guardano al meteo con apprensione e speranza, ma finora non è cambiato molto, si è abbassata un po' la temperatura, l'abbiamo visto, ma il piovasco di questa notte, oltre a causare qualche problema, qualche allagamento in giro per il Veneto, non ha sortito alcun effetto sulla situazione della siccità. Andiamo a vedere adesso la caccia agli scarichi abusivi nei canali interni padovani. La siccità e l'abbassamento dei canali interni ha creato una situazione di scarsa salubrità dei corsi d'acqua cittadini. La caccia ora è agli scogli abusivi. Il Comune, dopo il tavolo tecnico con Consorzio di Bonifica, Provincia e Acegas APS Anga, ha disposto delle pulizie intensive dei canali e un monitoraggio attento sul canale Santa Chiara, dall'ospedale alla questura, per verificare anche la regolarità degli scarichi. In queste ore avremo i risultati del monitoraggio fatto da APS sugli scarichi, complice anche l'abbassamento dei livelli. Su come stanno le acque ce lo dirà a breve questa indagine che stiamo compiendo con ARPAV, in modo tale da analizzare i campioni di acqua e capire anche lo stato di salute, insomma, dell'ambiente che si è creato. La pulizia e la salubrità dei canali sono molto importanti anche per evitare il proliferare delle zanzare in quest'estate segnata da un aumento di casi di virus West Nile. Nel frattempo, oltre 30 kg di pesci morti sono stati recuperati ieri in poche ore all'interno del canale dell'Isola Memia in Prato della Valle. La Polizia Provinciale, insieme alla cooperativa Piovego, da giorni è impiegata nel recupero della fauna ittica in sofferenza per l'emergenza idrica. In pochi giorni sono stati recuperati già 350 kg di pesce. Continuiamo a monitorare una situazione che vede i livelli sempre troppo bassi, causando così tutta una serie di situazioni. Noi siamo all'opera per togliere quanti più pesci
pesci possibili, sia i vivi per portarli in acque sicure, sia quelli che nel frattempo muoiono, per evitare situazioni di putrefazione e anche situazioni poi di degrado, di degenerazione dovuta anche a situazioni di questo tipo. Nei prossimi giorni Comune e Acegas APS dovranno decidere anche sullo spegnimento dell'inceneritore in base alle condizioni del canale San Gregorio. Entro fine settimana l'impianto di San Lazzaro potrebbe essere spento se non ci fossero altre piogge. Non ci spostiamo di molto perché restiamo a Padova, ci spostiamo invece ma di poco per quanto riguarda il tema, perché oltre alla siccità c'è l'aumento dei costi delle materie prime ma anche delle bollette, i costi dell'energia, tanto che arriva una stangata per il municipio padovano. A fare i conti con i rincari dell'energia elettrica e del gas non ci sono solo i privati cittadini e le aziende, ma anche gli enti pubblici. Il caro bollette impatterà in maniera significativa anche nelle casse comunali. Palazzo Moroni ha stimato un raddoppio delle spese per il 2023. Normalmente la spesa comunale per la gestione del calore e dell'energia elettrica è di circa 15 milioni di euro. Per il 2022 l'aumento in questo momento è previsto di circa 4 milioni e 800 mila euro e riguarda solo l'illuminazione pubblica, l'illuminazione per gli edifici comunali ed il gas. È un impatto contenuto perché per l'illuminazione degli edifici comunali la tariffa risulta bloccata fino al 30 settembre, mentre per la gestione del calore il contratto per il 2022 prevede la tariffa dell'anno 2021. Ma il vero salasso arriverà nel 2023, quando il rincaro calcolato sulle tariffe al 1 di aprile 2022 potrebbe essere fino a circa 14 milioni di euro. Si tratta ovviamente di una previsione di spesa che calcola la soglia massima. La speranza è che si abbassino nei prossimi mesi i costi di energia e gas grazie anche a un lavoro di risparmio e razionalizzazione che i settori stanno mettendo in campo. Il sindaco di Padova, Sergio Giordani, si dice preoccupato per la situazione e per gli effetti sociali che questi aumenti stanno avendo sulla popolazione. L'assessore all'ambiente del comune di Padova, Andrea Aragona, intanto ha distribuito a tutti i dipendenti comunali un vademecum sul risparmio energetico, ovvero tutte le buone pratiche da adottare negli uffici, piccole azioni ma che se ognuno si impegna a metterle in pratica possono avere un impatto reale sui costi. Bollette alle stelle per il pubblico, bollette alle stelle anche per il privato e ovviamente per le aziende ma anche per le piscine. Vediamo. Un aggravio di costi per il prossimo anno semplicemente per sottoscrivere un nuovo contratto di almeno dai 170 ai 190 mila euro in più. L'impennata dei prezzi dell'energia elettrica sta aggravando sulle piccole e medie imprese che devono prendere scelte drastiche per poter andare avanti. Così il centro sportivo Hof di Nervesa della Battaglia ha deciso di sospendere le attività della piscina al coperto dal 1 di settembre, lasciando a casa metà dei suoi dipendenti per via di un rincaro dei costi energetici di quasi 200.000 euro rispetto all'anno scorso. Non si riesce più a trovare dei fornitori che ti possano garantire dei prezzi fissi, tanto che la sottoscrizione del contratto del gas ci siamo trovati con una proposta dove dovevamo comunque dare una garanzia di 60.000 euro per sottoscrivere un contratto. Si tratta di costi insostenibili che rischiano di bloccare le imprese, a maggior ragione i centri sportivi, già stravolti da 2 anni di pandemia, che tuttora vivono nel limbo, con il timore di possibili chiusure autunnali a causa di un rialzo dei contagi. Abbiamo lavorato molto sia con la proprietà per cercare di trovare delle soluzioni per ottimizzare i consumi, ottimizzazione che però è difficile, soprattutto quando ci sono queste sproporzioni nei costi. E abbiamo lavorato molto anche col Comune in questo ultimo mese per cercare di trovare delle soluzioni e degli aiuti da parte del Comune, che si è dimostrato tra l'altro anche molto sensibile all'argomento. Ci siamo trovati scaraventati nelle tariffe di mercato che sono assolutamente proibitive per noi adesso. La dinamica dei prezzi energetici è responsabile di gran parte dell'aumento dell'inflazione a livello nazionale e il futuro per le aziende continua a rimanere incerto. La sensazione è che le cose in questo ultimo periodo potessero migliorare, l'abbiamo avuta, ma la ripresa vera probabilmente si avrà l'anno prossimo. I più pessimisti parlano addirittura del 2024, quindi pensare di fare uno sforzo aggiuntivo in questo momento per noi è impensabile. Non c'è solo il problema delle bollette, dei costi dell'energia, ci sono anche problemi legati al reperimento di personale pure in comparti quasi insospettabili.
Una gravissima carenza di personale amministrativo che da tempo pregiudica drasticamente l'attività dell'ufficio, quasi al punto da determinarne la paralisi. È un forte atto di denuncia la nota diffusa dai pubblici ministeri della Procura di Treviso con l'avvallo del procuratore della Repubblica Marco Martani. La scopertura formale della pianta organica, già di per sé inadeguata, è del 22%, scrivono i magistrati della Procura, ma in realtà raggiunge il 40% a causa delle assenze per malattie, maternità e i distacchi ad altri uffici. Lo stesso numero dei pubblici ministeri è il più basso del Veneto e tra i più bassi d'Italia, con un solo magistrato nella Marca ogni 68.000 residenti. Una situazione ulteriormente aggravata dall'insufficienza del personale della polizia giudiziaria e che più volte è stata fatta presente al Ministero senza esito, portando i magistrati, si legge nella nota, a subire, impotenti e mortificati, l'inefficienza del servizio giustizia. Nell'ultimo semestre il numero di procedimenti pendenti è vertiginosamente aumentato a causa dell'impossibilità da parte del personale amministrativo di svolgere gli adempimenti ordinari. L'azione penale risulta rallentata e la tempestività viene garantita solo nei casi di massima urgenza. Il procuratore Martani sottolinea di aver chiesto risorse in regione, ottenendo 6 unità, e di prevedere dopo l'estate un riassetto dell'assistenza ai magistrati, misure che tuttavia, aggiunge, potrebbero rivelarsi insufficienti a ripristinare un livello accettabile di efficienza della procura. Cambiamo ancora argomento, entriamo in ambito sanitario, comunque legato alla situazione meteorologica. West Nile nel Vicentino, primo caso. Il nostro comune è stato colpito da un contagio della zanzara West Nile. La West Nile arriva nel Vicentino, fortunatamente senza esiti letali. Sta meglio il 54enne di Ponte di Barbarano infettato dalla puntura di una zanzara. Si tratterebbe di un camionista che, dopo aver accusato i sintomi tipici, mal di testa e febbre, è andato al pronto soccorso dell'ospedale San Bortolo. L'uomo, che per lavoro gira tutto il Veneto, quindi potrebbe essere stato punto fuori dal Vicentino, è in miglioramento. Il comune sta proseguendo nella campagna di disinfezione, ci saranno ulteriori passaggi nei prossimi giorni, non dobbiamo esasperare la cosa. A Barbarano Mossano sono in corso i trattamenti di disinfezione antizanzare. L'allarme è scattato 20 giorni fa, quando alcune zanzare infette, positive al virus, sarebbero state catturate dalle trappole collocate dai tecnici dell'Istituto Zooprofilattico di Legnaro nell'ambito del programma di sorveglianza integrata della Regione Veneto. Solite precauzioni per la lotta alla zanzara West Nile, limitazione dei ristagni d'acqua, l'uso dei idrorepellenti, l'uso del condizionatore o dei ventilatori all'interno dei fabbricati, quando si fa accesso per tempo prolungato agli orti e ai giardini, vestirsi il più possibile e coprirsi. Tutto questo ci porta a parlare di sicurezza ambientale e c'è un patto in provincia di Vicenza. Ambiente al centro per la sicurezza e la salute dei cittadini, protezione del territorio e più controlli. Li prevede la convenzione tra Provincia di Vicenza e ARPAV approvata in Consiglio provinciale. Un accordo che aggiunge attività straordinarie legate ad esigenze della provincia al piano regionale di protezione dell'ambiente. Dai controlli sulle acque meteoriche, di dilavamento e su quelle sotterranee, al supporto nelle bonifiche e nelle autorizzazioni di scarico su acque superficiali, ai controlli sugli impianti di trattamento rifiuti e sulle discariche di rifiuti urbani, controlli aggiuntivi anche sulle discariche dismesse. Investiamo una somma importante, sono 330.000 euro appunto per le 3 annualità, nella quali andiamo a collaborare con ARPAV per una serie di indagini, per una serie di elementi di controllo, per una serie di verifiche tecniche in più rispetto a quelle già previste dal piano regionale. Da qui nasce anche il vantaggio per il cittadino, il quale si trova ad avere appunto una provincia che investe sui controlli ambientali ancora più performanti, in modo che appunto si riescano a individuare le problematiche e a intervenire nel caso in cui vi fossero. Restiamo a Vicenza, famiglie e supporto nella cura domestica, apre lo sportello Badanti.
Anziani soli, famiglie in difficoltà per la gestione dei propri cari, fragili, spesso non autosufficienti. Per far fronte alla domanda crescente di supporto domiciliare e venire incontro alle esigenze dei cittadini, complice il momento storico di difficoltà, è stato riproposto dall'assessorato alle politiche sociali il servizio rivolto ai residenti del comune di Vicenza. 2 gli sportelli per le badanti, gratuiti, aperti in città una volta alla settimana, uno a Villa Lattes e uno in via Giuriato. Qui il cittadino si potrà rivolgere per avere informazioni, orientamento per chi necessita di un supporto nella cura domestica, informazioni relative alla normativa sul lavoro domestico e troverà un registro aggiornato delle badanti cui poter essere indirizzato. Registro che conta su circa 200 nominativi. Uno sportello che vuole essere informativo sia nei confronti di quelle famiglie che tutto in un momento si ritrovano a dover gestire una persona con delle difficoltà e quindi che magari non è più autosufficiente, e quindi capire che cosa significa diventare datori di lavoro di un collaboratore, e anche per quelle persone che invece hanno deciso di voler cominciare a intraprendere questa attività di badante, e quindi capire anche se hanno i requisiti in modo tale da poterli inserire all'interno di un registro pubblico, così le famiglie, se vogliono, possono attingere da questo registro per contattarle. Servizio atto a incrociare la domanda con l'offerta, attivato nel 2021 dal Comitato dei Sindaci del Distretto Est e dell'Ulsotto Berica, era aperto a rotazione in 5 diverse sedi: Vicenza, Sandrigo, Camisano, Creazio e Noventa. Sono 529 gli utenti che si sono rivolti complessivamente ai 5 sportelli. Per quanto riguarda in particolare quello di Vicenza, sono state 75 le famiglie che hanno chiesto informazioni e 84 le aspiranti assistenti familiari. L'80% delle richieste è stata per l'assistenza di anziani non autosufficienti, il 16% di persone con qualche problema di autonomia, il 60% delle famiglie ha chiesto un'assistenza full time. Dal sociale alla sanità il passo è davvero brevissimo. C'è stato a Torri di Quartesolo un incontro molto caldo fra i cittadini e l'ULSS 8 sui temi sanitari. Vediamo com'è andata. Il giorno della verità. A Torri di Quartesolo si parla di salute e il palazzetto dello sport si riempie di uomini e di donne per tracciare il confine tra il passato e il futuro della sanità in paese. Questo luglio, quest'estate, è il fulcro di una vera e propria rivoluzione. È partita la medicina di gruppo, nel senso che ha acceso i motori, ma è partita anche la guardia medica, nel senso che se ne è andata. Nella stessa palazzina è entrata l'una ed è uscita l'altra. Gli ambienti che abbiamo individuato per la medicina di gruppo sono buoni, ma sono sufficienti per la medicina di gruppo, e quindi non era opportuno, e banalmente anche non ci stava, un'altra attività. E l'altra attività che è stata spostata a Vicenza e a Camisano è proprio la guardia medica. Si parla di questo nel giorno dell'assemblea pubblica in cui i cittadini di Torri di Quartesolo incontrano l'ULSS 8 per fare domande e per ricevere risposte. Ma i dolori della sanità in paese sono molti e diversi. Innanzitutto servono 8 medici, ma ce ne sono 5, quindi ne mancano 3. Ma il problema più grande è che nella nuova medicina di gruppo, che offre un servizio a più di 6.500 pazienti, il telefono è caldo, anzi caldissimo, bollente, tanto che prendere la linea, a quanto pare, è difficile come vincere alla lotteria. Un paio di giorni di attesa per trovare la linea libera. Ho telefonato dalle 8 della mattina alle 8 di sera. Ci sono delle persone che lavorano e non possono passare la giornata a telefonare. Se chiami non rispondono, ti dicono che devi chiamare il giorno dopo, le ricette non arrivano in farmacia, ci vogliono 3 giorni, cioè ci hanno lasciato allo sbando. Eh già, c'è chi si sente allo sbando. La medicina integrata funziona, sì, ma il call center, stando a quanto viene raccontato, va decisamente messo a posto. Portiamo questa istanza all'ente competente, l'ULSS 8. Questo problema non l'abbiamo al momento rilevato, e se si dovesse rilevare siamo pronti a raccogliere le segnalazioni per cercare di correggere, non c'è ombra di dubbio. Un problema che non era stato rilevato dall'ULSS 8, ma che adesso è stato sollevato, quindi attendiamo che venga corretto come annunciato. Alcuni cittadini anziani poi lanciano un altro SOS, abitano lontano dal centro di medicina integrata. Devo venire dal medico a Torri
Se non mi porta nessuno devo prendere 2 tram. E come faccio? A 80 anni quasi? Come faccio? C'è il servizio del comune che trasporta le persone per far visite ed è un servizio che è già presente da tempo, quindi possiamo applicarlo anche per le persone che hanno difficoltà a muoversi in questo caso. È un servizio pubblico utile. Sì, certamente che è utile se non c'è altro di meglio. Se non c'è altro di meglio, una frase che sa di rassegnazione per molti cittadini. Se non c'è altro di meglio che spostare la guardia medica, se non c'è altro di meglio che avere 3 medici in meno, se non c'è altro di meglio di un call center che non dà risposte immediate, se non c'è altro di meglio di una sanità che in Veneto non è tutto oro. E allarme per i farmaci pediatrici in Veneto. Riceviamo più di 100 telefonate al giorno di famiglie che ci chiamano per sapere se abbiamo Nurofen sciroppo, tachipirina, tutti i prodotti, alcuni ancora ci sono, qualcosa è proprio irreperibile e non riusciamo ad aiutare. E allarme tra le farmacie del Veneto e della provincia di Venezia per la carenza dei cosiddetti farmaci poveri, cioè i farmaci pediatrici con il principio attivo sia a base di ibuprofene sia al paracetamolo. Situazione che a macchia di leopardo si sta espandendo in tutta Italia, ci dice la farmacista mentre tenta di eseguire gli ordini dei medicinali. Come vedi qui questa linea rossa, tutti i prodotti medicinali mancanti e purtroppo questa linea aumenta. Normalmente questa richiesta di forniture viene effettuata di media quante volte al giorno, alla settimana? Normalmente in un periodo normale viene richiesta 3 volte al giorno, in un periodo come questo viene richiesto il doppio, fino a 6, anche 10 volte al giorno. E il presidente regionale veneziano dei farmacisti a spiegarne le motivazioni, da ricercarsi essenzialmente in 3 ragioni. La prima e la seconda motivazione si intersecano l'una con l'altra, ovvero l'aumento esponenziale dei casi di bimbi affetti da Covid e il cambio del protocollo delle disposizioni ministeriali per le cure domiciliari pediatriche, è avvenuto già dallo scorso febbraio. Trattandosi di una malattia infiammatoria è consigliato anche l'utilizzo dell'ibuprofene e quindi appunto si aggiunge un'aumentata prescrizione a un aumento di domanda che è legata al maggior numero di casi. E poi c'è la terza motivazione da ricercarsi nella carenza del reperimento delle materie prime provenienti da India e Cina, anch'esse in fase di esaurimento. Poi staremo a vedere, perché ovviamente quello che può succedere è che tornerà a breve disponibile la specialità, piuttosto che si creerà una carenza di diverse settimane, il che potrà rendere difficile anche il reperimento del principio attivo anche per l'allestimento galenico. Si è mai verificata una situazione analoga nei tempi passati? Sinceramente io non credo sia mai verificata in maniera così importante. Ci sono dei periodi in cui tanti prodotti sono irreperibili per mancanza di produzione, ma non così come quest'anno. Adesso torniamo indietro di 2500 anni agli antichi Veneti. Da oggi a Venezia, nella sede della Presidenza e della Giunta regionale, c'è una riproduzione fedele della stele del IV secolo a.C., che rappresenta la più antica testimonianza archeologica in cui compare un riferimento ai Veneti. La pietra originale fu scoperta per caso nel 1992 ad altura di Isola Vicentina. Il ritrovamento avviene durante l'escavazione di una cava d'argilla. La benna dell'escavatore batte addosso questo grosso sasso, che poi viene analizzato e l'archeologia riconosce qui per la prima volta le parole Veneto, Venetcens, genti venete, e quindi diventa da sasso a reperto. E ora la stele è custodita presso il Museo Naturalistico Archeologico di Vicenza. Il sindaco di Isola Vicentina, Francesco Enrico Gonzo, è arrivato a Palazzo Balbi con i rappresentanti del gruppo Bice e Leon, che ha curato la realizzazione e la donazione della stele. Il professor Alessandro Mocellina ha aiutato a destreggiarsi nell'arduo compito di lettura della lingua di allora, il venetico. Il nome Veneti in venetico si legge qui: V-E-N-E-T-K-E-N-S, Venetkens, quindi probabilmente Venet, l'etnonimo vero e proprio, gens o Venetikens, quindi un'aggettivazione di Veneti.
E riuscite anche a tradurre il resto di quello che è scritto. Una stella parlante direbbe mi ha fatto Yaz, e che è stato praticamente, nonostante fosse host, se fosse uno straniero, un esterno, un ospite dei veneti, si è sentito come a casa propria e ha consegnato questa stele ai veneti in venetico. Pur avendo circa 2500 anni, quella della stele non è la più antica apparizione conosciuta del termine veneti, che compariva già nel 700 a.C. in uno dei libri più popolari della cultura europea, l'Iliade di Omero. Il libro secondo al catalogo delle navi, l'elenco degli alleati dei troiani. In sostanza i veneti erano alleati dei troiani e quindi hanno perduto. E la regione Venezia, la Venetia anzi, prende il nome dai veneti, i quali sono, secondo le fonti antiche, gli stessi che erano vicino a Troia e poi si sono trasferiti, ma d'altronde chi conosce la storia dei veneti sa che quella non è stata né la prima né l'ultima emigrazione. Chiudiamo con una notizia a lieto fine, una fuga, si fa per dire, della tartaruga Pedro. Uno di famiglia, Pedro, questa simpatica tartaruga maschio, regolarmente dotata di chip e registrata, che da anni fa compagnia al figlio di Claudio, cittadino di Casale di Scodosia. Il figlio in vacanza. In questi giorni d'estate Pedro viene portato a casa di Claudio, dove trascorre le sue giornate tra l'insalata dell'orto. Tutto bene fino a giovedì scorso, quando rientro a casa la sera, Pedro era sparito. Senza perdersi d'animo, Claudio ha iniziato le ricerche con tanto di cartelli appesi in paese. Una ricerca che ha coinvolto tutta la comunità di Casale di Scodosia. 2 le segnalazioni arrivate dagli avventori del vicino bar Duca Caffè, 2 i sopralluoghi rivelatisi fallimentari. Nessuna delle tartarughe segnalate era Pedro, che ha una singolare crocetta sul carapace. Poche ore fa il terzo buco nell'acqua, seguito dal sospiro di sollievo. In mattinata Pedro è stato notato passeggiare proprio dal titolare del Duca Caffè, Luigi, che ha riaffidato la tartaruga in fuga a Claudio. Non aveva fatto molta strada Pedro, 20 metri appena, che dopo 6 giorni è tornato affamato a camminare pacificamente tra la fresca insalata in attesa di finire le vacanze. Questa era l'ultima notizia nel nostro telegiornale. Vi facciamo vedere, prima di salutarvi, i dati che ci arrivano dall'azienda Zero della regione del Veneto, che ci dicono che in Veneto ci sono in questo momento 96.356 persone positive al Covid. Siamo ancora sotto quota 100.000 dopo alcuni giorni invece in cui questo livello era stato sforato. C'è da dire che è in discesa, magari non verticale, però comunque c'è un calo nei numeri. Sono 8.438 le nuove positività riscontrate con i tamponi nella giornata di ieri. Per quanto concerne l'area non critica degli ospedali, c'è un numero in diminuzione, resta sostanzialmente invariata invece quello della terapia intensiva. Noi ringraziamo i nostri colleghi che ci hanno permesso, assieme ai tecnici e agli operatori, di portare nelle vostre case tutte le ultime notizie del Veneto. Ringraziamo Fabio Verini e Alessandro Costa Curta per la regia. Ringraziamo voi per essere stati con noi. Vi invitiamo a seguire TG Bassano, TG Vicenza di questa sera per tutto quello che non è stato detto fin qui e vi auguriamo un buon pomeriggio.